Buongiorno, c'hai permesso? Oh, brigadiere, prego si accomodi, l'arma è sempre benvenuta nella mia umile ferramenta. Grazie. Che cosa posso essere utile? Senti, avrei bisogno io di un paio di metri di filo di ferro. Ferro falato? Ma come, che può trovare di tutto? Vuole qualche pennellissa, un poco di vernice, dannicchia di tempera, un poco di colore? No, grazie, soltanto un pezzo di filo di ferro, un paio di metri, non di più. Scusa, ci posso domandare che cosa ci serve? Veramente è un segreto. Ma che è qualche cosa top secret che ha a che fare con l'arma dei carabinieri? In effetti sì. Qualche blitz delle teste di cuoio? La prego di mantenere il segreto. Mi dicessi. Ci hanno consegnato delle nuove macchine blindate. Io, inavvertitamente, ho chiuso la portiera e ho lasciato le chiavi dentro. Siccome ho lasciato il vetro abbassato di un paio di centimetri, infilerò il filo di ferro e cercherò di agganciare le chiavi. E chi sono era tutto top secret? Ma queste sono cose che possono succedere a tutte, brigadiere. No, lei lo sa benissimo che se la fa un carabiniere una cosa del genere, poi si inventano le barzellette, i carabinieri sono così, non capiscono. Ho capito, non ci sono problemi, brigadiere, non ci sono problemi. Qua ci sono 2 metri, anzi 2 metri e mezzo di ferro falato. La ringrazio. Che cosa le debbo? Oh, niente, si figuri per 2 metri di ferro falato. Sempre a servizio, arrivederci. Grazie, arrivederci. Che brava persona che era, si vedeva subito. I carabinieri sono carabinieri. Io non c'è niente a che fare. Quando vedo un carabiniere per strada io mi sento sicuro. Perché l'arma per eccellenza sono quelle che mantengono la sicurezza del paese e del cittadino. Brave, meno male che ci sono i carabinieri, meno male. C'è permesso meglio che mi ficucca Izza che non c'è ronda a facci. Ma che cosa sta succedendo? C'è immenso paese che si sta cercando delle rosate. A sempre io so poi se lamentano che mettono delle barzellette. Ma perché che cosa sta succedendo? Come che sta succedendo? Dico, come posso io lo sportello della macchina e la savica per dentro, che solo un carabiniere ci poteva succedere. Ma scusa, ma perché che c'entra? Non ho capito, non è una cosa che può capitare a chiunque. Sì, certo, può capitare. E allora, scusa, a lei non ci è capitato mai di scudare si chiavi dentro la macchina? Sì, a me mi è capitato. E allora che cosa c'è da ridere? Che cosa c'è da ridere? Con brigadiere cerca di pigliare i chiavi con ferro falato. Gliel'ha appuntato dentro la macchina che ci dice più a destra, più a sinistra, più a destra, più a sinistra.